Eccoci qui al nostro Hot Corner, continuano la serie di incontri. Posso dire che sono felice di averti qui o ti offendi? No, 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 anzi, no, magari io- uno dice, vabbè. No, Fabrizio vabbè, guarda Ferracane, anche- oh, guarda dove ti ho portato. Mamma Un mia, po' di sì. relax, Ah, poi sì. in mezzo c'è un casino Sì, incredibile. manifestazioni, robe, cose così. Esatto, Urla. Fabrizio Ferracane che è qui alla Mostra di Venezia con Aria Ferma e con Il Paradiso del Pavone, con 2 film che vengono però anche alla fine di un bel percorso. Insomma, noi ti abbiamo amato come Pippo Calò con Il Traditore, e ti abbiamo visto anche nel film di Andrea De Sica recentemente, Non mi uccidere. Come te la stai vivendo questo momento, insomma? Ma guarda, infatti che diciamo che si contrasta un po', no, col momento della pandemia, Eh sì, esatto, sì. eppure diciamo che nel 2020 io ho fatto 4 film, ma comunque a parte me, comunque la macchina cinema si è prodotto, si è girato Sì, anche anzi non tanto. ci sono mai stati così tanti set aperti. Tantissimi, tanto lavoro per fortuna, molte produzioni che magari cercavano, che ne so, un macchinista, qualcuno, e mi dicevano sono tutti pieni, sono tutti Sì, sì, è impegnati, vero, è vero, è occupati. vero. Quindi meno male, per fortuna, ben venga questo momento. Per quanto mi riguarda sono felicissimo perché poi sto avendo anche la fortuna di lavorare con registi, con artisti, registi Unici, sì, anche un unici, particolari, no? e Parlavamo poi- prima di Laura Bispuri con Sì, Dominique Sandà, insomma, sì. poi anche di Costanzo, cioè sono Tu- punti di vista anche Tu diversi. citavi prima appunto il Calò con Marco Bellocchio e ho lavorato anche con Paolo Taviani, cioè Eh sì, Paolo Taviani. per esempio, ma non parlare degli altri, ma la peculiarità o la bellezza di lavorare con artisti del calibro di Marco Bellocchio e di Paolo Taviani è un dono. È un arricchimento Un anche. dono incredibile. Quasi come fa un Grosso. aggiornamento professionale. Cioè, Sì, e poi anche umano. Paolo Taviani veramente Ti ha dato tanto. ci abbracciavamo perché lui ha detto delle cose di me, a volte quasi imbarazzanti, perché a me i complimenti mi... Ti- No, non lo so. Gli insulti, no, meglio gli insulti. No, ma non Niente. non lo so. Niente, Io niente. preferisco che lo dicano gli altri, ma magari quando io Lontano non ci da sto. te, esatto. Sai che Fabrizio Veracane è bravo? No, e quindi lui mi Beh, il tuo diceva... Pippo Calò comunque era fantastico, possiamo dirlo. Fai finta di essere da qualche parte, però io l'ho odiato tantissimo. Poi c'era proprio quell'ambiguità, quella viscidità del Pippo Calò, per chi aveva visto poi i maxi processi. Io ero piccolo, ma mi ricordo quella figura. Sì. No. Poi ci sono anche questi video, tu figurati che molti palermitani a fine film, magari vanno a vedere il film e poi Andavano su YouTube? hanno su YouTube, no, l'avevano vista. Ah, ok. E per esempio moltissimi amici miei mi dicevano, ma Fabri, guai a non dire la frase classica di Pippo Calò, ma chi ti arrabbi, i cani si arrabbiano, no? Nel momento che lui Buscetta si incavola e quello dice, ma che ti incavola, i cani si arrabbiano. Questa era una frase che Pazzesco, poi assolutamente con una lucidità, no? si doveva dire, per forza. Poi tra l'altro, adesso che stiamo parlando di quella scena, 11 minuti di Chuck, una cosa che mi ricordo, no? Le sensazioni, c'erano tante comparse, tantissime, e si era creato questa situazione quasi teatrale, che era una situazione quasi vera anche con i personaggi stessi, no? Ah. Questo modo un po' essere caricatura, e poi anche quel fatto che c'era un silenzio Surreale. bellissimo che io e Pierfrancesco stavamo recitando, stavamo lavorando, a fine scena stop, partivano gli applausi delle comparse, Ah. e questo a noi dava ecco le manifestazioni, a noi dava cioè stava funzionando, allora stava funzionando perché... E poi quando c'è un buon ascolto con... Beh certo, anche perché diventa tutta Francesco, un'altra... cioè c'è l'ascolto proprio di... L'attore non vince l'attore, vince la scena, Certo, vince il vinciamo collettivo, tutti. no? È E come... quindi un attore che sa ascoltare bene la battuta te la dà meglio ancora, ed è Certo, una cosa esiste meravigliosa. come squadra. E quindi in quel caso Marco Bellocchio, straordinario, veramente sono lezioni, sia impari sul mestiere, sul lavoro, sulle pause, sulla macchina. Io ho sempre fatto teatro, diciamo negli ultimi anni, dopo Anime Nere, ho iniziato a lavorare
Che avevi portato a Venezia, che abbiamo portato a Venezia. che Sì, fu uno dei casi di Venezia di qualche anno fa. 2014, 13 minuti di applausi. E con Munzi vi sentite ancora? Certamente. Ah, sì. Sì, 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 sì. Poi io ho lavorato con Vladan Radovic, direttore della fotografia di Anime Nere. Ultimamente quasi sempre con lui stiamo lavorando. La Bispo dice Vladan, Marco Bellotti. Ma tra l'altro l'altro giorno è stato qua Andrea Segre invece, Ah, ecco, che sì. tu conosci bene, e Paolo Pierobon. Paolo Pierobon, che è un mio carissimo amico, Esatto. con cui adesso facciamo un film insieme a ottobre. Ah sì? Sì. Ah, che film? Questa è una notizia, daccela. Questa è la notizia che... Puoi sì, dare? No, No. in realtà mi hanno sempre detto, vabbè, però Ma- non parlare. Vabbè, allora non facciamo finta di niente, facciamo finta di niente. Senti, però tu, Maurizio, prendendo quell'inizio con Malena, che comunque fu il primo percorso, sono 20 anni, se era 2000, siamo 2021, che effetto ti fa guardarti indietro e dire, beh, poteva andare Mi peggio? piace questa domanda perché mi piace relativamente perché sono passati 20 anni e quindi magari Vabbè, uno- poi quello. poteva andare peggio, ma guarda sicuramente, perché io È stata- vengo da una sta- famiglia di fisioterapisti, mi ricordo il primo anno che andai a Roma che ho conosciuto tutte le cose da non fare, con grossissime crisi dove dicevo ma dove devo andare? Chiamavo mio padre che magari stava facendo una terapia e mi diceva Gioia mia ma io che ti devo dire? Io ti posso dire prenditi un aereo e te ne torni a casa. E fai il E fisioterapista? però continua, statti un altro giorno lì, domani passa, tieni. Beh, bello però, questo è un ricordo. Guarda, straordinario. E poi vedermi i miei genitori, ad esempio, in sala per Anime Nere, vederli piangere certo, o beh. vincere il nastro e loro lì. È la chiusura del cerchio, sono nel senso, è la strada giusta, no? Che- sono stati 20 anni di belle cose, di incontri straordinari, bellissimi, di amicizie nate. L'avresti su tanti detto? set. L'avresti detto allora? Ma io... Perché no? Allora, non lo so, all'inizio certo fu un po' difficile perché dopo quel primo anno che poi comunque il primo anno feci questa cosa con Malena che dicevi tu. Sì, che piccoli. Sì. E poi una pubblicità in Romania con Alexis Sweet, con poi ci ho fatto altre serie TV. Ma l'importante era fare delle cose belle, degli studi anche belli. Io nella mia formazione ho dei seminari che allora duravano anche 20 giorni ed era veramente uno studio molto belli, molto interessanti con registi che io stimavo, Marco Martinelli delle Albe, Mimmo Cuticchio, Dani Manfredini, quindi comunque poi le prime produzioni teatrali, alcuni spettacoli importanti con Michele Riondino, Daniele Pilli, Vivani Atri, con Linda Dalisi. Ma io sempre ho tenuto, cioè sempre l'ho costruita. Sì, sì, tu l'hai costruita secondo me anche come un artigiano, pezzo dopo pezzo hai creato qualcosa che io per esempio ho amato molto il tuo cattivo di Non mi uccidere, che era veramente cattivo, Sì. era perfido. Ma chi è il tuo mito, il tuo attore quello che c'è la foto nel portafoglio? Allora, il mio attore di riferimento, cioè uno a cui che guardo, per esempio un film dove c'è lui e che spesso mi vado a vedere alcune scene è Beautiful, regia Inarritu. Inarritu, certo, e Javier Bardem, Javier bravissimo, Bardem quella è- Barcellona. Javier Bardem è un attore che lo guardo e dico, Sì. direi una cosa in siciliano come dire Inchia. Sì, perché c'è quella tensione sempre addosso che te la passa. Tomardi è un altro attore che... Ma in Italia però abbiamo degli attori Ecco, diciamolo, straordinari. perché oggi per esempio parlavamo con alcuni attori di... L'altro giorno a parte è venuto Paolo Pierobon, che è un signor attore, è venuto Andrea Pennacchi, che dice appunto prima del Poiana, comunque io qualcosa avevo fatto. Parlavamo di Guido Caprino, che è un altro Sì, grande attore, certo. cioè, ne abbiamo. Assolutamente. È che spesso ci piace di più guardare, Sì, siamo un questa po' cosa- esterofili. No, invece in Italia abbiamo degli attori bravi, che magari sono conosciuti, ma anche attori non esatto, conosciuti, esatto. tantissimi, che magari io ho avuto la fortuna che me la sono forse cercata ed ero lì, Anime Nere, Francesco Monzi, Stefania De Santis che ha creduto che potessi fare quel personaggio e quindi ho avuto la mia occasione. Ecco, ci sono tanti amici miei attori che Certo, magari, che non hanno l'occasione, esatto. e sono bravissimi. In Italia a me un attore che piace molto è Kim Rossi Stewart. A me piace vero. la sua... Che per un periodo ha pagato l'essere troppo bello, no? Che dice, è troppo Sì. bello per essere anche bravo, dicevano. io non ci credo, cioè, ma la verità di un attore quando ti fa una battuta, quando ti fa una scena, Sì, la lì non verità, puoi la fingere, corruzione, o ce l'hai o non l'attore, ce l'hai, io dici. forse la dico sempre questa cosa, bisogna sapersi corrompere,
cioè cambiare, diventare quella cosa lì, quel barbone lì, quell'aristocratico lì, quella cosa, cioè devi entrarci. diventare quella roba lì e può essere pure bellissimo, ma se diventi quella cosa lì la tua bellezza io non la vedo più. Esatto. Senti Fabrizio, ti faccio l'ultima domanda che è il gioco diciamo che facciamo qui a Lot Corner. Questa sera ti chiamano, domani devi partire per un'isola deserta e puoi mettere un solo film in valigia. Che film è? Umberto D. Umberto D di De Sica, O la dei che è tra i biciclette. meno citati di De Sica, che è un capolavoro Umberto assoluto. D. O la dei biciclette, Umberto D. Però magari è un po' triste. Però... Sull'isola deserta sì, magari vederti Umberto D è... Sì, allora Rocky 2. Rocky 2, giustamente, perché tu c'è una passione per Rocky 2. Ma da dove nasce questa passione per Rocky 2? Forse quando ero piccolo. Quando ero Ma neanche piccolo- Rocky 1, Rocky 2. Rocky 2. No, E io Rocky li 2, conosco scusa, è tutti. quello di Quello che cadono Apollo? quello Che di muore Apollo? Che cadono tutte e due al 12° Sì. round e poi si alzano a poco, poi Apollo cade e lui... Sì. E quello di Adriana ce l'ho fatta. Ma di Creed cosa pensi dei spin-off Creed 1 e Creed 2 che hanno fatto? No, non li ho mai visti. Non li hai visti? No. Non ti sei cimentato? No. Però secondo me ti piacciono, eh? Sono belli, sono dei bei film quelli di Creed. Li guarderò. Tu li hai visti? Sì, ma sono belli, cioè sono fatti con rispetto della Sicuramente, tradizione, certo, quindi... certo. No, ma hai fatto venire i Rocky 2, non lo vedo da quando avevo Ah, 12 anni, quindi bello. stasera sto a casa a vedere Rocky 2. Fabrizio Ferracana Lot Corner, grazie Ciao. Fabrizio. Grazie a te. Grazie mille. Grazie.